Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. E da Edward Van Helgen. Allora ragazzi, adesso vi spiego alcune cose, poi parla Edward perché io non ce la faccio più. È dalle 6 che andiamo avanti. Allora ragazzi, abbiamo questo progettino del campionato insieme io contro Edward. Siamo su gara personalizzata, quindi no su campionato cooperativo per vari problemi che spiegherà Edward. Quindi siamo io Ferrari, lui Williams. Difficoltà professionista, ma abbiamo messo professionista e non leggenda perché abbiamo cioè abbiamo compensato col fatto che le qualifiche sono più brevi, che non possiamo avere tempo di fare l'assetto bene, di prepararci, quindi mettiamo una difficoltà un attimino più facile, ma compensano altre difficoltà. E poi altra cosa, che nel gioco comunque c'è scritto che a livello campione è un po' buggato, quindi secondo me a livello professionista è quasi un leggenda del 2011. E niente, che altro dire, ci sarà un video sul canale mio, un video sul canale del Comenda, ciao, di Edward, quindi uno a testa. Le classifiche saranno scritte come sulle Olimpiadi da me a fine gara. E niente, direi di dare la parola a Edward e niente, perché non la faccio più. Possiamo già iniziare, clicca pronto, Sì, vai. ci dirigiamo direttamente al box. Non siamo riusciti a A fare un cazzo. a effettuare la campagna cooperativa in multiplayer proprio perché c'erano dei problemi con la chat vocale. Intanto il gioco dispone di una chat premeritata che nel momento in cui si abbassa il volume del gioco per far sentire appunto la voce, si abbassa anche la voce. Quindi abbiamo dovuto ricorrere alla gara personalizzata con questa tecnica C'è il delle sole. classifiche manuali, chiamate così, le farà un po' Marco. Così avremo la possibilità di parlare e quindi far sentire anche la nostra voce. Allora, abbiamo selezionato intanto il nostro assetto, io mi ritrovo alla Williams, ovviamente se non mi conoscete è molto raro, perché ovviamente i nostri canali sono già molto conosciuti l'uno con l'altro. Ci sono gemellati. Ho effettuato anche io dei gameplay su Formula 1, quindi questo è l'assetto che ho utilizzato nel Gran Premio precedente nella gara che ho effettuato ad Albert Park in Australia, quindi è un assetto che mi sono trovato abbastanza bene. Modalità leggenda ho ricoperto la 12ª posizione in gara e quindi questo assetto può essere utile soprattutto per ottenere magari Sì. i primi posti qui a questa modalità. Intanto vediamo Marco che passa davanti a noi. No, ma io adesso, Sarà lui. adesso spegniamo perché facciamo vedere solo le fine qualifiche, perché sennò il Certo. video dura 99.000 minuti. Ragazzi, ci rivediamo per le fine qualifiche. Ciao! Vai raga, siamo in gara. Parto ultimo raga. Non ho potuto fare neanche un giro, fioi. Va bene, dai. Lasciamo perdere. In Quanti qualifica. incidenti, Dio santo. Vai Edward. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Quinta posizione per la Williams quest'oggi. Disastro. Webber terzo, Alonso secondo, primo Hamilton. Ecco che inizia il Gran Premio d'Australia, ragazzi. Ed ecco che le autovetture lasciano le loro posizioni di partenza. Hamilton in prima posizione ed ecco che la Williams cerca di imbottigliarsi tra le due autovetture, ma a quanto pare non si riesce. Attenzione, Webber alla sinistra, vediamo un po' quello che riusciamo a guadagnare. Mamma mia, chissà come sta andando là sotto. 24esima posizione, hai detto, vero? Sì, stai a lasciare. Neanche un giro non ho potuto fare. Due incidenti bestiali. Una sfiga incredibile. Lo so, è molto ma molto difficile guidare in queste condizioni del tracciato, cioè è molto dura guidare con questa difficoltà, cioè No, il discorso fuori. è che purtroppo da me i piloti mi tagliano la strada, cioè non lo so. Vabbè. Hai avuto un problema con i piloti? Sì. Anch'io, guarda, di solito quando mi ritrovo a correre, le gomme tipo perdono un po' d'aderenza e mi ritrovo a sbattere proprio contro le protezioni, proprio per questo, capisci? Sto tentando una rimonta impossibile, ragazzi. Sei al 24esimo posto. No, ottavo. La Madonna, a posto, siamo a posto. Comunque ragazzi, ecco qua, non so se riuscite a vedere, vi dico la mia situazione. Intanto la Williams continua ad andare avanti, seconda posizione. Vi faccio un po' una telecronaca diretta dalla mia posizione, visto che non potete dare un'occhiata. Ci ritroviamo a Lewis Hamilton, 2 secondi dalla nostra posizione. Affrontiamo un settore dopo l'altro con delle gomme morbide, un assetto ideale. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Primo giro, abbiamo sporcato un po' i pneumatici, a quanto pare entriamo nelle curve in maniera molto adeguata. E Mark Webber terza posizione e Lewis Hamilton sta andando davvero come un treno. 15 giri da affrontare. Primo giro è andato un po' così, però siamo riusciti a recuperare 3 posizioni. La Williams seconda, questo mondiale sta iniziando alla perfezione per questa casa automobilistica inglese. Ecco che si rientra nuovamente al primo settore. Cosa sta facendo il Comenda là sotto? Vediamo se riusciamo a vederlo dal serpentone che ormai si è evolto. Settimi. Dov'è Marco?
Settimi. Settimo, hai recuperato un altro posto. Un altro posto, sei Sì. l'ottavo. Sì. Per quanto riguarda Sono la teso, classifica, ragazzi. Sono teso. teso Marchino, lascia la parola a me perché ovviamente non riesce a guidare e parlare allo stesso momento. Purtroppo io sono nato in gondola, ragazzi. Ovviamente nato in gondola. Comunque riusciamo a ottenere il primo miglior tempo nel primo settore, 7,794 ragazzi, quindi un ottimo tempo, 3 secondi da Hamilton, abbiamo recuperato 500 millesimi di secondo, mamma mia un'ottima partenza quella della Williams, dobbiamo stare molto attenti, i flashback non sono abilitati, quindi ovviamente tutti i potenziali errori verranno assorbiti e quindi si andrà avanti nella gara, anche se verranno forate le gomme, addirittura il motore non reggerà. La sosta l'abbiamo impostata al sesto giro, ormai possiamo dirlo anche al nostro Marchino, visto che Sì, ogni ritorno in anch'io. gara non avrà modo di anticiparla o posticiparla, quindi ci sarà una vera e propria lotta nel momento in cui entreremo ai box, cioè i meccanici Ferrari si prenderanno a Grande sorpasso del Comenda. la Madonna, vediamo che posto è, sesto? Sì. Mamma mia, una vera e propria rimonta dal 24esimo posto addirittura ragazzi. Intanto il serpentone qua continua ad evolversi, probabilmente Comenda sarà un po' indietro alla nostra posizione ovviamente, chissà quanti secondi sarà, il problema è che non riesco a vedere. DRS è abilitato ragazzi, dal secondo giro l'ala mobile posteriore, per chi non sapesse che cos'è l'ala mobile diamo una breve descrizione. L'ala mobile è un alettone posteriore che viene alzato, se così si può dire, e anche quello anteriore perché è collegato tramite un comando meccanico, per aumentare la velocità di punta nei luoghi precisi del tracciato, per aumentare di circa 20-30 km/h la velocità dell'autovettura nel momento in cui si ha un'autovettura a un secondo di distacco. Tanto continuiamo il nostro vantaggio su Mark Webber, abbiamo recuperato 500 millesimi di secondo, vediamo quello che riusciamo a combinare, impostiamo la miscela del carburante normale, ottimo, perché non dobbiamo consumare tutto il carburante che abbiamo nel serbatoio. Vediamo, il motore Renault sta andando molto bene, le gomme sono un po' usurate, dannazione. Le gomme come vanno da te, Marco? Bene, bene per il momento. E io ho qualche problemino con la gomma posteriore destra, è un po' usurata, c'è praticamente la lava che esce fuori, dannazione. Dai, la scia di Michael Schumacher. Le gomme anteriori vanno molto bene. Per quanto riguarda il tuo impianto frenante, tu come hai impostato la frenata? Anteriore, neutrale o posteriore? Neutrale per il momento. Come cazzo fai a parlare tranquillo mentre guidi? Sei un grande, Edward. Marco, è un dono. Vediamo poi ragazzi, di nuovo quarto settore. Io sono quinto ragazzi. Giro. Vabbè, lo sanno. Si sta avvicinando il Fumendone, siamo di nuovo secondi ragazzi. Mark Webber ci sta annusando gli scarici, a quanto pare con il DRS riesce a guadagnare. Attenzione, incidente davanti a me tra Ferrari e la Red Bull ragazzi. Piccolo incidente. È partito un pezzo Red di... Bull, quale Red Bull? È quello dietro di te. Quale Red Bull Marco? Alonso terzo, mamma mia, a quanto pare Mark Webber è stato fatto fuori direttamente dal cavallino Ferrari che l'ha messo fuori uso. Mamma mia ragazzi, una potenza questa Ferrari, e Fernando Alonso adesso dietro di noi ci sta respirando tutta la nostra anidride carbonica ragazzi, si sta impestando le narici dietro di noi. Il serpentone è un po' evoluto di dietro, però il caro Lewis Hamilton si ritrova ormai Sì, Luigi ragazzi, Luigi. Grande Luigi. Cioè, ma come ha fatto? Ha impostato un assetto fantastico. Cioè, questa McLaren una cosa spaventosa. Sono quarto ragazzi. Mamma mia. Sono quarto, il Cumene da 24esimo a quarto. Seconda posizione. Ma 20 posizioni. Vedete un po' l'abilità del Comenda ragazzi, proprio il migliore. Anche se è nato in gondola, mi sa che ha fatto un corso accelerato in Italia. Vediamo un po'. Dannazione, Fernando Alonso dietro di noi può attivare il DRS, l'ala mobile, vediamo se il nostro Comendone, chissà dove è finito Maldonado ragazzi, vi ricordo che l'abbiamo cacciato a calci nel sedere a Maldonado e quindi, anzi no scusate, chi è il compagno di squadra di Maldonado nell'attuale Formula 1 Marco? Non lo ricordo. Coso? Aspetta. Oddio. Non mi mi ricordo adesso ragazzi, se vi viene in mente scrivetelo, comunque gli ho fregato il posto a quello stronzetto, gli ho dato un calcio. Io invece a Massa, gliel'ho inculato. Massa... Gliel'hai tirato tu la molla in testa, l'hai fatto un vediamo un po', entriamo di nuovo al primo settore e mamma mia abbiamo recuperato 500 millesimi di secondo sul nostro Fernando Alonso. Comendone veneziano, annusiamo già l'odore di Venezia ragazzi. Sentiamo proprio dietro di noi Venezia, eccola qui, ce lo troviamo di dietro, proprio ci sta inseguendo, non so, siamo solo noi a rappresentare la Williams quest'oggi. Caro Maldonado sarà nelle retrovie
quarta fila probabilmente. E intanto dobbiamo stare molto attenti alle gomme perché praticamente come una sorta di vulcano in eruzione abbiamo gomme completamente bruciate. Vediamo soprattutto perché il tracciato 27 gradi non è che sono pochi ragazzi, e per questo vorrei anche qualche pozzanghera per raffreddarli, ma mi sa che con questo caldo ne abbiamo beccata fin troppa acqua in questi giorni a Dai che... freddo, vero Marco? Sì, stavo... mi sto avvicinando. Niente. Mi sto avvicinando ad Merda, Alonso. Fernando Alonso dietro di noi cerca di superarci, ma la Williams, ho la gomma di dietro completamente usurata, non è che mi scoppia ragazzi, mamma mia. Fernando Alonso dietro di noi, al sesto giro abbiamo la sosta, dobbiamo resistere ancora un po', la mano più veloce, no 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 no, no. Attenzione, Alonso sbaglia. Oh, Ma... che succede dannazione, ho perso controllo. Marco, Dimmi. mi sa che ho scoppiato. Dannazione. Non ci credo ragazzi. Ho la gomma posteriore completamente distrutta. Ho perso 2 posizioni. Dannazione, Marchino ci ha superato. Pazzesco. Ma ha scoppiato ragazzi. Ma non ci credo. Rientra ai box a questo giro. Maledizione. Siamo costretti a rientrare. Vediamo quello che riusciamo a combinare Marchino davanti a noi. Vediamo se riusciamo anche con la gomma bucata a superarlo. Ma la vedo molto dura. In qualifica ho spremuto molto la nostra autovettura. Adesso starà tutto nelle mani dei meccanici. No, 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 sto perdendo nuovamente aderenza. Cerchiamo di guidare con calma. Andiamo, entriamo. Bene, bene, 6 Io ho giri. imposto il carburante su miscela elevata perché voglio approfittarne. Miscela elevata. Sì. Adesso entriamo in box. La gomma di dietro ormai è andata. Anzi che sto tenendo la quarta posizione. Mamma mia ragazzi, come si fa a guidare in queste condizioni? Ma come ho fatto a scoppiarla? Ma dai, completamente usurata. Mi stanno superando tutti perché ormai le gomme sono distrutte. Mi hanno detto addirittura ai box ti aspettiamo, e ci credo che mi aspettate. Andiamo, vai, forza, questa dannata Williams. Stato Marchino ci ha passato in una maniera proprio indegna. Ma io proprio per tenere l'autovettura in pista devo rallentare molto, ma molto. Cerchiamo di mettere queste gomme dure ragazzi. Mamma mia che sfiga. Eccoci finalmente all'entrata dei box. Eccoci qui. Scusate ragazzi, ma in questo giro... ma Marco non è entrato. Provo a fare un giro in più ragazzi. Provo a fare un giro in più. Ok, eccoci qui. Dai, sesto. Eccoci qua i nostri meccanici Williams. Ci stanno cambiando le gomme. Dai, qua devo fare il giro record. Devo fare il faster lap. Avanti, ottimo, 3 secondi il nostro pit stop. Gomme dure finalmente ragazzi. Non so come sono riuscito a ricoprire nuovamente la 7ª posizione, ma a quanto pare tutto sta andando per il meglio adesso con le nostre gomme dure. Ma dove l'hanno comprate queste gomme? In Cina. Mamma mia ragazzi, sono spaccati dopo 6 giri. Cioè, ma dico io, è un po' di buon gusto, dai, comprate almeno i materiali, non so... Che tensione ragazzi. Efficienti. Abbiamo le gomme morbide, scusate ragazzi, le gomme dure però ovviamente fredde, quindi dobbiamo avere l'opportunità di riscaldarle. Caro Marchino ha fatto un giro in più e quindi speriamo che gli si buchi una gomma proprio adesso. Grazie caro. Sempre mi sa che sono, quindi... Alonso la Madonna, abbiamo recuperato nuovamente su Alonso. Speriamo che Marco prenda un bel muro di faccia. Vediamo un po'. Andiamo. Forza cara Williams. Dove sei tu? Sto andando in box. Stai entrando? Molto bene. Vediamo un po' se riusciamo a passarlo, ma noi siamo al terzo settore ragazzi. Marchino, a meno che a qualche meccanico non gli venga un crampo nella mano accelerato. Sono i box ragazzi, ci si gioca tutto ai box ragazzi. Vai, ci siamo allenati tutta la settimana a Maranello. Dai cazzo, dai. Guardate cazzo, niente. Gli ho messo nella colazione del mattino ai tuoi meccanici un po' di cagatoio per farli cagare. Ecco, bene. Vediamo. Mi fa piacere. Rilassativo gli ho messo. Sta uscendo il comendone. No, pure io sto arrivando. Dai, eccolo lì. Dai, forza cara Williams. Dai. E rimane secondo. C'è solo Alonso dietro di me. Dannazione, non ce l'ho fatta proprio per poco. Strategia perfetta del Comenda che è riuscito a guadagnare una posizione dai box.
Grande Comenda. Anche fortuna perfetta perché io ci ho lasciato un pneumatico nel terzo settore. Adesso tensione, adesso Vediamo un po' devo... quello che si riesce a fare. Speriamo. Abbiamo Grosjean dietro di noi, ragazzi, quinto posto Grosjean che deve limitare il consumo di carburante. Intanto troviamo Alonso che viene rallentato da il caro Comenda e la Williams dietro di loro cerca di guadagnare terreno. Abbiamo una strategia diversa dal carburante di Comenda. Eccole qua, vediamo le due Ferrari davanti a noi, il motore inglese lì respira. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Quarta posizione, mamma mia, miscela veloce. Vediamo un po', entriamo all'interno del terzo settore dove ovviamente Marco ha un po' di pecche. Continuiamo a spingere, il nostro ingegnere ci incoraggia, 7 secondi in meno e le Ferrari vanno a tutta manetta e abbiamo Montezemolo seduto probabilmente con i popcorn in panchina lì, le guarda, ma probabilmente deve sapere che c'è questa bella Williams dietro che è pronta a fare di tutto per guadagnare il posto. Vediamo un po'. Oh, finora neanche un ritiro, Lo so, ma dai, meglio così. Sì. DRS attivato, vediamo se riusciamo a beccare qualcosa. Marco non ha attivato il DRS, quindi abbiamo molta più potenza di lui, soprattutto in velocità massima. Eccoci. Le Ferrari davanti a noi, vediamo un po' come vanno le gomme. Ma io non lo so, ragazzi, dai, come si fa a bucare una gomma? La gomma posteriore destra. Cazzo, Alonso mi supera, incredibile manovra di Alonso. Lo so. Puttana miseria. Le due Ferrari cercano di scontrarsi, ragazzi, come potete ben notare. Anzi, no, io non so se riuscite a notarlo bene. Sì, sì. Un attimo di calo di voce. Vediamo un po', maledizione, stiamo migliorando sempre il nostro tempo. Chissà se riusciamo a prenderla. Adesso siamo molto vicini, abbiamo recuperato 500 millesimi di secondo. Stiamo consumando davvero molto carburante. Se non riesco a prenderle adesso mi sa che è finita. Nono giro su 15. Andiamo. Vediamo se il DRS in questa parte di mappa può essere utilizzato. No, qua no, maledizione. È la Ferrari, davvero una macchina davvero. Attenzione, erroraccio del Comenda. Ecco che passa Van Helgen. Mamma mia, riesce a passare. Pazze, vaffanculo. Mamma mia, Comenda esce fuori pista, non riesce a beccare Van Helgen che va come un treno, ragazzi. Mamma mia, ma come hai fatto a uscire fuori pista? Mi sono distratto un attimo. La distrazione fa brutti scherzi. Nella Formula 1 se stacchi il cervello per un secondo è finita. Abbiamo Marchino di dietro. È giusto così. Limitare il nostro consumo. Erroraccio del Comenda. Mi sta bene. Ah, mi ha detto appena adesso l'ingegnere che stai conservando il carburante per la fine della corsa, è vero? Per adesso sì. Visto, abbiamo le spie anche nel box Ferrari. Che errore che ho fatto, errore da nabbo proprio. Ragazzi, mi scuso se parlo poco. L'ingegnere mi dice che posso superare il pilota davanti a me, ovvero Alonso, ma io non voglio sforzare la macchina, ragazzi. Abbiamo 5 giri, carburante è poco, cioè ancora c'è un po' di carburante, però guardate, la terza posizione mi va bene. Vediamo un po', anche infatti il detto dice chi si accontenta gode, speriamo che è vero, ci affidiamo quindi a questi vecchi detti. Vediamo un po'. Vediamo di riuscire a salire sul podio, strappargli a Marco la sua posizione, ma ce l'abbiamo di dietro, maledizione. Vediamo di recuperare un po' di energia cinetica, soprattutto nel momento in cui ci passerà. Oh mio Dio, Alonso secondo. Ma dov'è Hamilton? Meno male che... Oh, Edward, meno male che a livello professionista, Meno male. Ma ti ho detto, il professionista è il livello leggenda del 2011. Te l'ho detto. La teoria, la legge di Marco è questa qui. Legge del commento. Che errore che ho fatto. Andiamo al terzo settore. Vediamo. Come stanno i pneumatici? Diamo un'occhiatina. Ancora perfetto. Alonso ha usato il motore alla massima potenza, ma io non lo utilizzerò adesso il motore alla massima potenza. Mi serve come arma finale, anche se possiamo rivelare ormai le strategie al nostro caro amico Comenda. Ce lo troviamo molto distante, ce lo troviamo a 2 secondi e 365 millesimi. Comendone molto lontano da noi. Cerchiamo di non fare stronzatine, ragazzi. Sì, come me. Un po' silenzioso perché ovviamente la concentrazione... Ho staccato il cervello un secondo e sono da fuori. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Ma davvero non riesco più a prendere Alonso. Alonso davvero va come un treno. Fantastico.
Maledizione, mi ha detto che hai recuperato 300 secondi, 300 millesimi, maledetto. Maledetto Marchino. È un'occhiata ai pneumatici, si stanno riscaldando nuovamente anche questi pneumatici. Ovviamente dopo 5 giri i pneumatici vanno in temperatura e dobbiamo stare anche attenti. La gomma di dietro è andata via prima, quindi molto pericolosa. Alonso ormai ci sta distaccando e Marco si avvicina 1,857. Mamma mia, grandioso il Sì, ma Kumenda. anche Arriva Grosjean mi già si sta sul podio. avvicinando, però, eh. E Grosjean, questa Lotus quest'anno, anche ragazzi del campionato vero, Grosjean è uno dei piloti che ammiro, anche se il mio cuore resta alla Williams. La Williams davvero molto, molto Ragazzi, io vi fedele. dico solo una Vediamo un po'. cosa, sarò tradizionalista, ma solo un nome, Ayrton Senna. Il resto non conta. Il resto Beh. non conta. Quanto avrei voluto vederlo in Ferrari, mamma mia. Che campione, che leggenda, mamma mia. Eh, lo so, ma purtroppo io probabilmente sto prendendo il suo posto qui con la Williams. Attenzione Grosjean, prova a superare ma mi difendo. Mamma mia, a sto punto è bene concentrarsi sul mantenimento della quarta posizione. Mi sa di sì, perché qua guardate ragazzi, in questo nuovo Formula 1 ci sono davvero problemi dovuti all'automobile in una maniera proprio elevata, cioè problemi alle gomme, ma soprattutto anche problemi al motore, davvero numerosi danni meccanici che possono E fino a portare al termine della fatalità, gara. stavolta neanche un incidente, toccando ferro. Neanche un ritiro fino adesso. Vabbè, incidenti possiamo considerare anche uscite di pista, ne hai effettuata qualcuna, io all'inizio ho sporcato un po' le gomme nel primo giro, No, vabbè, ma dico adesso. ritiri più che altro. Nessun Ritiri, ritiro. guarda, ragazzi, i ritiri esistono, cioè Sì, sì. nelle gare precedenti che abbiamo fatto, proprio persone che si ritiravano, tipo io ricordavo Grosjean che è uscito nella gara precedente, è uscito completamente fuori dalla gara perché aveva rotto il motore, non so quello che aveva combinato. Anche io nel video che ho fatto a Melbourne, dove ho fatto la mia gara, si è ritirato appunto Raikkonen, quindi i ritiri ci sono, è entrata la safety car, tutto il resto. Vediamo un po' di affrontare adesso il 13° giro, vediamo un po', molto bene, 13° giro, sempre in compagnia del nostro Comendone dietro di noi. Vediamo un po' come sta andando. Va, dai. Tutto bene? Cerchiamo di non sforzare l'autovettura ragazzi, ovviamente anche in Formula 1 nel momento in cui si ritrovano a una posizione ottima con un netto vantaggio cercano di non spompare l'autovettura, quindi il carburante e così via, perché anche in queste gare con il passare del tempo i motori si usurano, quindi è importante non sfruttare il motore quando non ce n'è di bisogno. Bene, entrata nuovamente al primo settore, pneumatici abbastanza surriscaldati, però non troppo da creare eventuali problemi. Grosjean ancora dietro di te, mi sembra. Sì, 7 decimi. 7 decimi? Ce l'hai proprio attaccato al sedere, eh? Vediamo un po'. Seconda posizione. Ma Hamilton va a finire che me lo ritrovo accanto che mi doppia, sai? Perché davvero non lo vedo più. L'ho visto solo alla partenza, io sono partito quinto e non l'ho visto più, cioè se n'è andato, ma che fa? Vediamo un po'. Comendone ancora quarto, 2,419 centesimi di secondo. Io ho impostato ragazzi la modalità frenante sul neutrale, anche se di solito utilizzo la modalità frenante posteriore, e per me la modalità frenante posteriore è una delle migliori se usata a dovere, cioè abbiamo una minore potenza frenante per quanto riguarda l'anteriore, però col posteriore riesco a regolarmi meglio, però nel momento in cui si utilizza il posteriore non è necessario frenare nel momento in cui si Io ho sterza, cambiato quindi bisogna la stare molto miscela della attenti. benzina, ragazzi. Che hai messo? Elevata. Marcone. Dai un'occhiata intanto alla macchina, vedi un po' il carburante come sta. Non è Sì, sì, che tutto a dobbiamo posto. perdere un Gomme a posto caratterezza. e carburante, ok. Bene, bene, bene. Io non la spompo più di tanto la macchina perché ovviamente a terza posizione mi va più che bene. 2 secondi di vantaggio, non c'è bisogno di portare avanti il tutto. Comunque dai, ancora 2 giri alla fine ragazzi. Spero ragazzi che questo video iniziale vi sia piaciuto. Ovviamente ritroverete la saga anche sul mio canale, ovvero la continuazione. E spero ragazzi che questa idea vi piaccia. Magari potete farci sapere il vostro pensiero con un commento, magari un voto se lo ritenete più opportuno. E magari qualche domanda sull'assetto da utilizzare a Melbourne è sempre gradita. Magari qualche domanda su Formula 1, non preoccupatevi. È tutto ben accetto, vero Marchino? Certo.
Vediamo un po', abbiamo distanziato nuovamente Marco di ben 600 millesimi, adesso si va per il podio, almeno si spera, a meno che non perdiamo un altro copertone oppure un tifoso non entri nel nostro campo di battaglia e No, comincia a come fare diceva schifezze, quindi Mazzoni, diciamo, uno sportivo. E uno sportivo in lo sport. pista. Uno sportivo in Me pista. lo ricordo. A bordo campo, petto nudo, quello che Sì. correva, era proprio figo. Cioè, dovevano entrare, tipo quelli lì, quelli della polizia lo dovevano portare via. Era davvero molto realistico Formula 1 se mettevano un barbone che entrava nella pista a petto nudo e non so, ci bloccava la gara, molto Sì, figo. sì. Vediamo un po', entriamo nuovamente al primo settore ragazzi, ormai la gara a quanto pare sta per finire, gli ultimi giri, una gara molto sofferta, soprattutto numerosi errori da parte del Comendone che l'hanno Beh, portato alla quarta beh, posizione, ma zero numerosi, punti dai, uno veramente. solo ne ho fatto. Numerosi. Ma uno grosso che ti ha... Sì, ma sono partito Eh, 24esimo, ricordo, eh. lo so. 24esimo, Avevo posso azzeccato anche la contestatare. strategia dei box, come un grande, però. Quello è stato che ti ha fatto guadagnare tanto e quello ti ha fatto recuperare un sacco di posizioni. Perché io arrivavo da lontano, ti ho visto uscire, ma non ce l'ho fatta, anche se avevo la miscela elevata, cioè proprio non ce l'ho fatta. Adesso stiamo migliorando ancora i giri, ma ormai Alonso se n'è andato via. E a quanto pare 3 curve alla fine, ragazzi, portiamo la nostra Williams al traguardo. Vediamo se riusciamo a farlo, a meno che ecco, 2 secondi Vittorie per Hamilton, Lewis Hamilton. vincitore. Complimenti amico mio Hamilton, vincitore. E ovviamente il ragazzone inglese Luigino, vediamo di recuperare soprattutto nei prossimi Gran Premi ragazzi. La lotta è tra me e il Comendone, come se gli altri non esistessero. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare ed ecco che la Williams riesce a guadagnare la terza posizione. Van Elgen sul podio, medaglia, anzi coppa di bronzo. Eccoci qui. La Quarto gara finisce tra posto 2 e 7 secondi. Quarto posto per il Marchino, per... terminata. 15 punti. Marco, ricordati questo bello schemino per completare la Me lo tua devo lotta. scrivere, Mi ragazzi, scrivo raccomando. tutto in diretta. Oddio. Dai, la Madonna. Tanto diamo un'occhiata al nostro Maldonado. Dov'è finito Maldonado, ragazzi? Allora, facciamo un po'. Dov'è Maldonado? Si è ritirato Maldonado. Non lo vedo. Allora, vediamo un po'. Maldonado. Pastor Maldonado, settima posizione. Quindi, vediamo un po'. La Williams guadagna 15 punti con Van Elgen, altri 6 punti con Maldonado per un totale di 21 punti, mentre la Ferrari, a quanto pare, 30 punti per Fernando Alonso e Comenda Veneziano che si ritrovano secondo e quarto posto, mentre Luigino Hamilton, come dice il nostro Martino, primo. Quindi la Mercedes un po' in difficoltà perché Jenson Button si ritrova ovviamente al 11° posto non guadagnando quindi punti. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, se volete dare un'occhiata quindi a come possiamo dire ai primi passi in Formula 1 ci sono ovviamente anche i video introduttivi che spiegano un po' il mondo di Formula 1, le regole, tutto il resto lo trovate direttamente nei video precedenti. Comunque che dire Buono, ragazzi, adesso lasciamo tutto da scrivere. prossima tappa Malesia sul video di Edward Van Engen. Adesso metterò a fine video la classifica. E volevo dirvi una cosa, ragazzi, che metterò sulla descrizione del canale un link della mia squadra di calcetto che adesso cominciamo il campionato. E se avete voglia di seguire il Comendone con le foto, i risultati e il cazzeggio insieme anche al Bode, che anche lui ne fa parte della squadra, metteremo qualche video, penso. Mettete mi piace sui Mori di Venezia e seguite anche il Comendone nella realtà nel campionato di calcetto. Ragazzi, un saluto del Comendone. Ciao! Vai raga, andiamo a vedere le classifiche dopo la prima gara. Hamilton 25, Alonso 18, Van Elgen 15, Comendone Veneziano 12, Grosjean 10, Rosberg 8, Maldonado 6, Webber 4, Schumi 2, Perez 1, costruttori Ferrari in testa, si gode 30, McLaren 25, Williams 21, Lotus 16, Mercedes 10, Red Bull 4 e Sauber 1. Ragazzi, la tappa di Sepang sarà sul canale dell'Eduardone Van Elgen e niente. Ancora un saluto del Comendone. Ciao!